La Valle dei Templi e la stagione turistica, novità logistiche e strutturali, le iniziative in itinere, anche di intrattenimento, l'intervista al direttore dell'ente parco, Parello, Davide Saglia. Sito archeologico di interesse internazionale, la Valle dei Templi è sicuramente l'icona storico-culturale di maggior richiamo per i flussi turistici. Un richiamo che in prossimità della stagione estiva l'ente parco cercherà di potenziare al fine di permettere una maggiore fruibilità dei luoghi. Sono infatti diverse le idee in fase di avvio che permetteranno alla Valle dei Templi migliorie sotto il profilo logistico e strutturale. Noi abbiamo fatto una gara per il miglioramento del sistema dei bagni. Quindi è prevista una rimessa a posto, diciamo, di tutti quelli esistenti che, voglio puntualizzare, come dotazione sono già stati incrementati rispetto al passato e saranno ulteriormente incrementati con una nuova postazione vicino al Tempio di Giove. Poi il 22 di questo mese è prevista anche l'inaugurazione, diciamo, ufficiale del percorso per i non vedenti. Abbiamo realizzato e già sostanzialmente collocato dei pannelli in braille che da un lato individuano il percorso in sicurezza per i non vedenti e gli ipovedenti e dall'altro danno nel linguaggio, diciamo, in braille appunto per i non vedenti una descrizione dei principali templi. Quindi i non vedenti avranno, diciamo, attraverso il tatto la possibilità di ammirare questo nostro patrimonio. In una logica di fruibilità anche prossimamente l'avvio del servizio della navetta elettrica che favorirà anziani e disabili a una maggiore fruizione appunto della Valle dei Templi. Sì, è previsto proprio per domani la gara per affidare il servizio, che è già stato in passato collaudato con ottimi risultati. L'obiettivo è quello di favorire le persone anziane, i disabili nel periodo estivo in cui, diciamo, si raggiungono punte anche di 40 gradi, a percorrere in tranquillità, diciamo, e anche in comodità la via sacra. Con la stagione estiva, inoltre, verranno garantite come consuetudine le visite serali ai templi e verranno avviate una serie di iniziative già calendarizzate. I dati di quest'anno sono già abbastanza confortanti, sono in linea con quelli dell'anno scorso. Naturalmente, diciamo, la differenza poi viene fatta nei mesi di luglio e agosto, in cui noi, attraverso anche la produzione e la promozione di questi eventi, puntiamo a superare il dato molto positivo dell'anno scorso. Voglio ricordare che siamo arrivati a 620.000 visitatori, speriamo di fare un altro passo avanti. Abbiamo calendarizzato una serie di eventi, diciamo, ormai possiamo dire storicizzati all'interno del parco. Mi riferisco in particolare al Festival del Cinema Archeologico che si terrà dal 15 al 19 luglio, al Festival delle Scienze che ripetiamo in collaborazione con l'Associazione Notte delle Stelle dal 5 al 10 di agosto e alla fine con Arcosoli Jazz, che, diciamo, è il nostro appuntamento, ormai siamo alla quinta edizione, che faremo dal 28 agosto. E la Valle dei Templi, al fine di una maggiore valorizzazione e promozione, sarà protagonista anche all'Expo di Milano. La Valle dei Templi sarà all'Expo in vari appuntamenti. Il primo è proprio domani, insieme alla cantina, alla CVA, che è la nostra concessionaria della produzione del vino, presenteremo il progetto Diodoros. E quindi, come buona prassi e come prassi innovativa anche nei confronti di quello che succede nel resto del mondo rispetto alla produzione all'interno di aree archeologiche, presenteremo appunto questo progetto. Poi ci sono altri due appuntamenti almeno che saranno il 29 sempre di giugno insieme a Union Camere e il 5 luglio con l'assessorato beni culturali.
nella prospettiva anche di realizzare poi dei laboratori per bambini nel mese di settembre.